Buonasera, buonasera cari telespettatori e telespettatrici, grazie come sempre per aver scelto l'informazione di Telefriuli. Apriamo con la cronaca nera, investimento mortale ieri sera a Villa Santina, a perdere la vita una donna di 89 anni, mentre l'amica, madre del vice sindaco del comune Carnico, è rimasta ferita in maniera seria. La conducente dell'auto potrebbe essere indagata per omicidio stradale. Investimento mortale ieri sera alle 20 in piazza Cantore a Villa Santina, a perdere la vita l'89enne Luciana Fabris, che con l'amica Maria Pinzan di 81 stava rientrando a casa dopo un pomeriggio trascorso al circolo Vita Serena. Davanti al monumento dei caduti, lungo il rettilineo tra piazza Cantore, via Piave e via della Libertà, per causa in corso di accertamento dei carabinieri della compagnia di Tolmezzo, una donna alla guida di una Renault Clio che proveniva da Invillino non si è accorta della presenza delle due anziane donne che stavano attraversando la strada. L'impatto è stato tremendo, con Luciana Fabris che dopo essere stata centrata dall'auto è rovinata a terra. È morta praticamente sul colpo. L'amica invece, mamma del vice sindaco Stefano Mecchia, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Tolmezzo. Le sue condizioni sono apparse gravi, ma in serata il quadro clinico era migliorato. Non dovrebbe essere più in pericolo di vita. La donna alla guida dell'auto potrebbe essere ora indagata per omicidio stradale. E la conducente dell'auto che ieri sera ha investito le due donne mentre attraversavano la strada Villa Santina aveva avuto in passato un lutto in famiglia. Il marito era morto in un incidente stradale in Carnia, lo rende noto il sindaco di Villa Santina Domenico Giatti. Nello schianto, come detto, oltre alla morte di Luciana Fabris è rimasta ferita l'81enne Maria Pinzan ed è stata portata in codice rosso all'ospedale di Tolmezzo. Le due donne, amiche del cuore, racconta il sindaco, erano di ritorno da un pomeriggio al circolo per anziani Vita Serena, dove si recavano abitualmente. Ancora un incidente, stava percorrendo via Musile a Pordenone quando per causa in corso di accertamento ha perso il controllo del proprio scooter ed è finito contro un palo. L'incidente si è verificato nel pomeriggio, lo scooterista dopo l'impatto è stato sbalzato di 2 metri provocandosi un trauma cranico e diverse escoriazioni. Il soccorso al 118 è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Pordenone, rilievi della polizia locale di Pordenone e Cordenons. Un uomo di 64 anni di Manzano è stato denunciato ieri sera dai carabinieri della stazione di Pavia di Udine per guida in stato di ebbrezza. Era rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto a Manzano lungo la strada provinciale 56. E nei confronti di 6 cittadini pakistani il questore di Pordenone ha emesso altrettanti ordini di allontanamento dalla città. 5 di loro erano stati protagonisti mercoledì in via Vallona in una lite avvenuta all'esterno del New Bangla Bazar. L'altro, la sera successiva, era stato sanzionato in largo San Giorgio per ubriachezza. Giornata in controtendenza per quello che concerne il traffico, infatti rispetto a sabato scorso c'è stato il 6% di veicoli in uscita ai caselli in meno, fa sapere Autovie Venete. I transiti totali invece nelle varie uscite sono stati 69.000. Al casello di Latisana il flusso rispetto ad una settimana fa ha subito un calo del 18%, più intensa la circolazione verso nord. Non è stata dunque una giornata da bollino rosso. È stata avviata la procedura di fallimento per la cartiera di Rivignano. A dicembre ci sarà la prima udienza. I venti di crisi avevano iniziato a soffiare già 9 anni fa. Ora bisognerà capire quali saranno le decisioni degli organi competenti. La struttura, nata nel 61, si era specializzata nella produzione di carte per l'imballaggio di prodotti alimentari. La conferma della grave situazione arriva dal sindaco Mario Anzi. Dispiace di questo momento di difficoltà e di crisi. Confidiamo, ha detto il primo cittadino, che si possa trovare una soluzione che consenta di proseguire l'attività a salvaguardia soprattutto dei posti di lavoro e dei siti produttivi. Da voci circolate in paese si potrebbe far strada la possibilità che parte degli stessi dipendenti, una quarantina, possano creare una cooperativa per far riprendere la produzione. Una parte degli operai ha invece già trovato altra occupazione. Dopo il maltempo del 29 giugno che ha causato numerosi danni tra Forni di Sopra, Erto e Casso, Cimolais e Claut, oggi il vicepresidente della giunta regionale del Friuli Venezia Giulia Riccardi e l'assessore Zani hanno promesso soprattutto attraverso la protezione civile lavori per opere emergenziali pari a 5 milioni di euro. Ammonta a 5 milioni di euro la spesa prevista per una serie di opere emergenziali che attraverso la protezione civile consentiranno di ripristinare le criticità rilevate dopo il maltempo che il 29 giugno scorso ha colpito la zona che comprende i comuni di Erto e Casso, Claut, Forni di Sopra e Cimolais, oltre a un'area del Parco Naturale delle Dolomiti Friulane. Questa mattina in municipio a Claut erano presenti il vicepresidente della giunta regionale Riccardo Riccardi con l'assessore Stefano Zanier. Per quel che riguarda Forni di Sopra, la programmazione dei lavori riguarderà le località
località Cridola, Nuoitas, Davaras, strada per Giaf e Rio Suplisi. Su Cloud la protezione civile interverrà conseguentemente ai danni causati dalla piena del torrente Settimana, un'erosione che ha generato delle problematiche su alcuni tratti delle opere di difesa. Inoltre l'evento atmosferico ha anche riattivato dei ghiaioni, riversando sulla viabilità comunale volume di materiale inerte che sarà oggetto dell'intervento di protezione civile. Per quanto riguarda invece le criticità riscontrate nell'area del Parco Naturale delle Dolomiti Friulane, l'assessore Zani era ipotizzato un finanziamento regionale diretto di 700.000 euro. L'emergenza anidride carbonica per uso alimentare potrebbe essere dietro l'angolo. Le aziende distributrici sono già in preallarme, visto che la produzione della sostanza che serve a gasare bibite e a spillare le stesse con gli appositi impianti potrebbe subire una riduzione per il costo dell'energia. E non manca il problema legato alla siccità collegata all'approvvigionamento delle fonti d'acqua in alta montagna. A breve, anche se qualche avvisaglia all'orizzonte già si percepisce, potrebbe scattare l'emergenza per gli approvvigionamenti di anidride carbonica per uso alimentare. La conferma arriva da Daniele Passone, uno dei soci di DEA Srl, nata dalla fusione di DBB Alimentaria di Feletto Umberto, storica azienda nella distribuzione di bibite che ha a che fare con alcune variabili che potrebbero fortemente condizionare il mercato anche per quello che concerne altre imprese del settore. Sono due i fronti che preoccupano. Il primo è quello dei fornitori di CO2 che serve per gasare l'acqua minerale e bibite. Il secondo riguarda la necessità di anidride carbonica da vendere assieme ai fusti di bevande, sostanza che serve come spinta negli impianti di spilatura. L'anidride carbonica per uso alimentare dunque potrebbe diventare merce rara. Non abbiamo ancora sofferto, spiega Passone, ma è tutto legato al costo dell'energia e quindi i produttori potrebbero decidere di non produrre più proprio perché potrebbe essere troppo dispendioso. Può succedere da un momento all'altro. Il vino alla spina non è coinvolto perché per spinarlo viene utilizzato azoto. Il problema riguarda appunto birra e tutte le bibite gasate. DEA Srl non ha registrato aumento dei prezzi di questa materia prima, ma ritardi nelle consegne vista la richiesta folle di acqua minerale in questo periodo, anche perché è consolidata la crisi per la ricerca di vettori di trasporto. Abbiamo fatto grosse scorte, conferma Passone, ma teniamo gli occhi ben aperti perché nel nostro caso abbiamo appalti importanti con forze dell'ordine e ospedali dove le forniture di acqua non possono mancare. Da non dimenticare l'allarme siccità che in questo momento riguarda alcune fabbriche che si approvvigionano in alcune fonti di montagna. Oggi in piazza San Giacomo a Udine il Comitato contro i passaggi a livello ha allestito una mostra di opere d'arte che potrebbero occupare il parco urbano in caso di eliminazione della linea ferroviaria. E il sindaco di Udine si dice d'accordo, c'è il progetto ma servono 90 milioni di euro. Dice il primo cittadino, li mette RFI visto i fondi del PNRR che hanno ricevuto. Oggi abbiamo portato in piazza 60 artisti e quasi 300 opere a significare la volontà determinata di realizzare il parco urbano di prossimità in città una volta dismessi i passaggi a livello. Il parco urbano sarebbe la via verde più lunga d'Italia, 5 km, va dalla stazione a sopra il Bearzi, oltre ad essere una via verde larga 30 metri. Quindi sarebbe la via verde più grande d'Italia dove migliaia di cittadini potrebbero raggiungere i luoghi del lavoro, della scuola, in bici e a piedi. Io sono d'accordo perché in effetti quando toglieremo la linea ferroviaria quello spazio potrà diventare senz'altro uno spazio verde. La circonvallazione esterna ferroviaria è una cosa che si deve fare, tutti siamo d'accordo da destra a sinistra, speriamo di raggiungere rapidamente questo obiettivo. L'iter è che mancano un po' di soldi perché il progetto c'è, si tratta di raddoppiare un binario che già esiste perché gran parte dei treni merci passano esternamente, adesso in quella tratta lì passano, dice RFI, solo treni passeggeri, quindi non è un grande sforzo, si tratta di trovare circa 90 milioni di euro che mancano all'appello. Sono soldi del PNR, le ferrovie hanno avuto grandi contributi, si tratta di portare un po' di soldi anche a nord-est. E questo era il servizio di Fabio Di Bernardo e adesso parliamo della 72esima giornata nazionale ANMIL per le vittime degli incidenti sul lavoro che si svolgerà il prossimo 9 ottobre.
Sarà Fiume Veneto a ospitare il 9 ottobre la giornata nazionale dell'ANMIL, l'associazione che si occupa delle vittime degli infortuni sul lavoro. L'annuncio oggi, dopo il tavolo in prefettura a Pordenone in vista dell'organizzazione dell'appuntamento, ospitato per la prima volta in Friuli Venezia Giulia e che si svolgerà all'interno di una fabbrica. Sarebbe toccato a Pordenone come capoluogo, ma l'amministrazione Ciriani ha ceduto volentieri il passo a Fiume Veneto, che era in lista nella rotazione provinciale. Dopo Catania, dopo La Spezia, quindi dopo realtà importanti, capoluogo di provincia, Fiume Veneto il 9 di ottobre presso la Klaber, un'azienda storica del nostro territorio, ricorderà tutte le vittime degli infortuni sul lavoro, in particolare Marco Celante, che ci ha lasciato l'anno scorso a seguito appunto di un infortunio sul lavoro mortale, tragico, che tutti ricordano. In Friuli il tema è molto sentito dopo la morte dello studente Lorenzo Parelli e la visita del presidente Mattarella per ricordarlo. All'incontro, coordinato dal prefetto Domenico Lione, era presente anche il presidente nazionale dell'ANMIL. I dati ultimi del 2022 abbiamo una crescita del 50% di infortuni. C'è una cerchia di imprenditori che sono sensibili al tema, ancora c'è una larga schiera di imprenditori che vedono la formazione più un costo. Un anno fa l'appuntamento a livello provinciale si svolse a Fontana Fredda, nella fabbrica della Casa Grande, per volontà del presidente provinciale dell'ANMIL Amedeo Bozzer. Per questo oggi in prefettura c'è stato il passaggio del caschetto tra i sindaci Michele Pegolo e la fiumana Jessica Canton. Partirà domenica la terza edizione della rassegna Orchestra in miniatura ideata dall'Orchestra Giovanile Filarmonici Friulani. L'alpinista Nives Meroi, lo scrittore Matteo Bellotto e la giornalista Loredana Liperini sono i tre protagonisti della terza edizione di Orchestra in miniatura. La rassegna è ideata e organizzata dall'Orchestra Giovanile Filarmonici Friulani e ad accogliere gli spettatori saranno tutti luoghi speciali come cantine, malghe e pinete. L'Orchestra in miniatura è un progetto che porta la musica sinfonica, quindi è sempre musica orchestrale che viene riadattata, riarrangiata per piccolo ensemble. Vicino all'ensemble, quindi vicino alla musica, abbiamo pensato di aggiungere le parole, quindi delle incursioni narrative di attori, divulgatori, che vadano a creare non una spiegazione musicologica dei brani che si ascoltano, ma un vero e proprio percorso narrativo, una vera e propria storia che interseca musica e parole. Si partirà domenica 10 luglio a Malga Quarnan, giornata del Friuli, alle 18:30 con Dalle Giulie all'Himalaya, uno spettacolo di un concerto narrato con Nives Meroi e l'Orchestra Filarmonici Friulani sul tema dell'alpinismo e della montagna. Verrà replicato martedì 12 luglio a Legnano Sabbiadoro nella chiesetta di Santa Maria del Mare alle 21. Dopodiché ci spostiamo a fine luglio con 4 appuntamenti dal titolo Vino di Scoltà, vino da ascoltare, assieme a Matteo Bellotto, scrittore e divulgatore. Torna al Sequals il pugilato che conta in memoria di Primo Carnera. Oggi alla presenza del senatore Dalmase e dell'assessore regionale Gibelli c'è stata la deposizione della corona d'alloro in cimitero dove il pugile è stato sepolto. Diverse poi le iniziative culturali inaugurate. Domani invece saranno numerosi i pugili che incroceranno i guantoni sul ring. Torna il trofeo dedicato a Primo Carnera. 2 giorni ricchi di eventi a Sequals. Oggi pomeriggio c'è stata la deposizione della corona sulla tomba del campione, mentre domani spazio agli attesissimi combattimenti pro con consegna del premio Daniele Radaelli al miglior pugile. Non mancheranno varie iniziative culturali, quali l'apertura della raccolta archeologica della Casa del Novecento a Villa Savorgnan e della Villa di Primo Carnera con visite guidate. Una figura, quella del pugile, decantata in ogni modo, simbolo di chi nello sport ha trovato una forma di riscatto. Ci pensiamo un attimo, le favole moderne del nostro tempo sono quelle dei calciatori e quelle degli artisti, che molto spesso ugualmente, così come tutti gli altri sportivi, non solo i calciatori, che non partono, non sono rampolli di grandi famiglie e non hanno avuto grandi possibilità di prepararsi al proprio futuro, ma il proprio futuro se lo sono costruiti pezzettino per pezzettino. Primo Carnera è stato l'esempio di una prima potente forma di riscatto nel mondo, portando i valori dell'Italia nel giro per il mondo alla sua personale esperienza. Una manifestazione che apre, cioè una manifestazione che si va verso di nuovo il ripristino delle condizioni normali che avevamo prima. Ci tenevamo molto, per 2 anni siamo stati impossibilitati a questo, adesso ci riprendiamo. Al via l'Italian Bahia, la gara di Coppa del Mondo cross country con 71 equipaggi e provenienti da 18 nazioni e 3 continenti.
È partita l'Italian Bahia, la gara di Coppa del Mondo, cross country, Coppa Europa FIA e campionato italiano con 71 equipaggi provenienti da 18 nazioni e 3 continenti che sino a domani battaglieranno sui gretti dei fiumi Tagliamento, Cose e Meduna. È partito subito forte nel prologo del venerdì sera il saudito Arraji al volante di un Toyota Hilux, facendo segnare il miglior tempo sul tratto cronometrato di 14,3 km da Valvasone a San Martino. Oggi cambio registro con 2 passaggi sui settori selettivi di ben oltre 100 km in grado di frazionare profondamente la carovana. Ieri sera a timbrare per il secondo posto è stato il lituano Vanagas, che ha preceduto l'argentino Jacopini, terzo. Primo tra i piloti italiani nel prologo in Coppa del Mondo il varesino Andrea Alfano su Nissan in 10ª posizione, seguito dal torinese Amerigo Ventura, navigato dal pordenonese Mirko Brun su un mezzo leggero side by side Yamaha. Bene, era l'ultimo servizio firmato da Alberto Comisso. Noi ci fermiamo grazie alla regia del nostro Gian Domenico Ricci e il nostro Fabio Di Bernardo, sempre al banco audio. È veramente tutto, vi auguro un buon sabato sera, una serena domenica. Arrivederci.